Una strada paleoveneta ben conservata nonostante i secoli e i numerosi lavori di fognatura che si sono susseguiti. Che il territorio estense fosse ricco di reperti archeologici risalenti ai Veneti antichi era cosa risaputa, ma con questa nuova scoperta si conferma tale, ci racconta di un luogo punto di passaggio di questa civiltà di epoca preromana. Ad est, all'incrocio tra via Settabile e via 25 aprile, durante gli scavi di un cantiere per la rete idrica fognaria, è riemersa una parte di una strada protostorica. Prima di tutto che la strada è stata rinvenuta nonostante lavori di fognatura degli anni '70 avessero intaccato già a quel tempo le strutture. Infatti la fortuna è stata che la strada protostorica rinvenuta da gennaio, nel mese di gennaio scorso, si era in pratica conservata sotto le tubature alle condutture dei lavori precedenti. Quel che è apparso chiaro fin da subito agli esperti della Soprintendenza dei beni archeologici è che quel tratto nei secoli è sempre stato un punto di passaggio e ancora oggi via Settabile segue per alcuni tratti lo stesso orientamento della strada antica. Il sito, una volta rinvenuta la strada, viene messo in sicurezza con la copertura di tessuto, geotessuto e a distanza dalla conduttura nuova della fognatura, dell'impianto fognario, e poi viene tutto richiuso ovviamente. E viene fatta la documentazione ad opera della ditta archeologica che sta seguendo lo scavo e consegnata alla soprintendenza. Lungo la strada sono stati rinvenuti tratti di blocchi di trachite o di scaglie euganea che appartenevano alle fondazioni di edifici che si affacciavano lungo la via. Come si vede dalle foto, inoltre ci sono anche dei punti più scuri, ricchi di carbone, interpretabili come resti di ambienti dove avvenivano attività artigianali.